Le nostre concorrenti sono pronte perché adesso c'è l'uscita che tutti voi aspettate, ovvero l'uscita in costume da bagno. Siete pronti per vederle? Un sì più forte perché non vi sento! E allora eccole, rivediamo la concorrente numero 1, Anna Secco! Vittoria Boromova. Sta sfilando per voi la numero 7, Giulia Fader. Concorrente numero 8, Ellen Zoia Rossi. Rivediamo sfilare anche Giada Gabbonotto, numero 9. Numero 10, Teona Olariti. E sfila di nuovo per la nostra giuria Sandy Carbonic, numero 11. Numero 12, Erika Tuzzato. Concorrenza numero 13, Lisa Damin, sta sfilando per tutti voi. Uscita in costume anche per Anna Giorgia Canazza, numero 14. E infine la numero 15, Valeria Franceschi. Aver visto le nostre ragazze in costume, devo dirvi che ormai i giochi sono fatti perché a breve verranno raccolte le schede della nostra I giurati hanno votato, quindi vi ricordo velocemente cosa accadrà tra qualche minuto. Sarà premiata Small Miss Perfect, questa prima edizione dell'agenzia Fashion Lady Eventi in collaborazione con Miss Principessa d'Europa.
5 fasce, leggeremo tra non molto, chiameremo appunto chi dovrà fasciare, dopodiché ricordo che una ragazza sarà scelta dall'agenzia insieme allo staff, non è detto che sia tra le prime 5, ma può essere chiunque, sceglieremo e porteremo alla finale regionale Veneto di Miss Principessa d'Europa. Adesso Leonora dice le altre due o tre cose, dopodiché faremo 5 minuti di pausa velocemente per la premiazione. Ok, allora con la musica di Dennis DJ, che ringraziamo, Dennis Mion, per essere con noi ancora qui, spero nella pausa. 5 minuti d'orologio e la premiazione a Small Miss. Pronti per scoprire chi saranno le nostre vincitrici? Non mi resta altro che chiamare le mie ballette, che sono già arrivate con le fasce, i fiori e tutti i premi per le nostre concorrenti. Giulio è già pronto perché noi iniziamo con la quinta classificata della serata. Chiamiamole le nostre miss. Eccole qui che sfilano per tutti voi del Talispera. Perché appunto chiamo Sara Ceccone e Diego Tessari ad avvicinarsi per la fascia della quinta classificata della serata. Eccoli che arrivano. Giulio, ti cedo il microfono. Sara Ceccone, make-up artist e hairstylist, si dice così? Hairstylist. E io col francese non. Allora, ci mettiamo leggermente qua sulla sinistra, Leonora, perché così, in modo che si vedano bene tutte le ragazze, è giusto che venite qui. Ok, perfetto. Allora, la numero 5, tu mi tieni il microfono, Leonora, perché devo aprire la bocca. Certo. La numero 5, quindi prima però facciamo veloce il riepilogo. Allora, 5 fasciate, la prima è Miss Small Miss Perfect di questa prima edizione dedicata alle ragazze. Ecco, prima mi hanno detto, ma ce ne sono alcune altre, questi sono i tacchi da 18 qua, da 15. Attenzione, quindi se le vedete un po' più alte del solito è proprio per via dei tacchi, ma io ho dato un paio di centimetri di tolleranza come regolamento, quindi 1,65 1,67 al massimo. Confermate voi? Ecco. Perfetto, anteprima di Miss Principessa d'Europa concorso nazionale, quindi qui 5 fasce con i relativi della giuria che adesso chiameremo per fasciare, tieni qua se non mi vede la gobba, perfetto, e ricordo che una invece sarà scelta, è stata scelta già dall'agenzia con il suo staff e porterà alla finale regionale Veneto, spero di farla qui a Talispera, non si sa mai, per la prossima estate 2017. Intanto andiamo con un po' di atmosfera. La numero 5 questa sera votata dalla giuria è Asia Genovese. Lasciata da Sara Ceccone e Diego Tessari, vedo anche il touch winner. Nei prossimi giorni, se vorrete partecipare alle tappe di Miss Principessa d'Europa, la prima sarà in febbraio, mi scrivete e io vi farò iscrivere al sito gratuitamente e vi chiamerò per le tappe di Miss Principessa d'Europa. Concorso importantissimo perché è collegato a Miss Euro World. Non so se vi spiego, ma se andate a leggere nel sito capirete tutto. Vi faccio concorrenza a Miss Città Morata. Agli organizzatori di Miss Città Morata. Quarta classificata viene fasciata da Giulia Mazzari e Cristian Lanza. Eccoli che si avvicinano. Vince la quarta
un applauso a Christian che ha un fisico della miseria. Se io gli dico di togliersi la camicia lui lo fa, però meglio di no stasera. Stasera non ci sono mister, ti metti qua, ok? Numero 4, Aurora Tavella. Lorraine Colabori è responsabile del backstage per premiare la terza classificata. Lorraine, eccola qui, colabora, eccola qui, un applauso. Lorraine che ha curato il backstage, grazie. Facciamo il backstage insieme a Gloria Balsato. Quindi mi tieni il microfono come al solito. Siamo alla terza? Sì. Terza classificata per questo Small Miss Perfect, Erika Tuzzato. 4 persone, adesso Gloria consegna pure alla vincitrice. Vi ricordo anche che le prime 3 saranno nel calendario 2017 di Aspiranti Fotomodelle Italia. E c'è in palio un viaggio anche per la presentatrice? Sì, ma ti sei appena sposata, quindi è meglio, se no ti portavo io via. Ecco, allora la nostra Miss vince la fascia di Beauty Star, non l'abbiamo neanche detto, è giusto appunto precisare. Beauty Star è Marta Toffano insieme al suo gruppo Beauty Art, quindi sta sbagliato io a scrivere, Beauty Art, che appunto segue e trucca le ragazze, quindi l'applauso anche a Marta Toffano. Presidente Giulia, voi mi direte ma la Presidente Giulia non fa niente, la Presidente Giulia serve nel caso ci sono delle parità, degli ex aequo, questa sera non ce n'è e quindi stai tranquilla. Bene, abbiamo premiato la numero 3. Invito appunto la signora Marta Toffano a premiare la seconda classificata di questa sera che vince la fascia di G di Ferro Blog. G di Ferro Blog di Mauro Baresi, un applauso qui, videomaker ufficiale della Fashion Lady Eventi, impegnatissimo, lo vedete, la fascia appunto di G di Ferro Blog che va a, tienimi fermo lì, capito? Valeria Franceschi. Prima classificata Small Miss Perfect. Io ricordo naturalmente, ragazze, iscrivetevi a Principessa d'Europa perché se non avete vinto stasera sappiate che potrete partecipare a Miss Principessa d'Europa, alle tappe, le prime tappe, la prima la faremo a febbraio, quindi per questa prima classificata Teoda Aularitti.
l'agenzia ha scelto per portare in finale Regionale Veneto la prossima estate di Miss Principessa d'Europa, ricordo concorso nazionale. Io sono contento per tutte le fasciate. Io direi, Teona, vieni qua insieme alle altre fasciate, fotografi che mi fanno, ecco, le fasciate qui tutte insieme, le altre se si possono mettere leggermente, andare insieme alle altre lì, grazie. Così le fasciate stanno tutte insieme per il fotografo e quant'altro. Ok, anzi mettetevi qua ragazzi, mettetevi qua, scusa Mauri, scusa, tira via questa sedia, via Mauri, mettiti dentro, qua, qua vicino, qua, alla mia, sì, con lo sfondo dell'agenzia lì, facciamo le foto. Io vorrei precisare che ho tolto i numeri alle ragazze, perché i numeri sono indispensabili per la giuria, però le ragazze non sono dei numeri, e allora li faccio sempre togliere e li chiamo per nome, d'accordo? Ora, prima di dire chi sarà e andrà in finale regionale Veneto di Miss Principessa d'Europa, appunto scelta dall'agenzia, io chiamerei Inna Sumariuk dei Gioielli dell'Acquario. Un bel applauso, che vuole dare un omaggio. Va bene, allora Inna ha il potere, tra virgolette, di scegliere una ragazza e fare un omaggino dei gioielli, chiaramente. Dice che non si ricorda il nome, dimmi qual è. Vai verso di lei, vai, portala qua chi hai scelto. Ecco, vieni, che bel applauso. Il nome? Giorgiana Carassa. Eccola qui. Non vince fasce, però vince un bel omaggio scelto dai Gioielli dell'Acquario, sponsor ufficiale della Fashion Week eventi di tutte le tappe per il prossimo anno, prossima stagione di Miss Principessa d'Europa. Manca ancora da premiare una ragazza che porteremo in finale regionale Veneto, appunto di Miss Principessa d'Europa. L'agenzia Fashion Lady Eventi porterà in finale regionale Veneto, cognome improponibile, lo dico solo per nome, Vittoria. Vieni Vittoria, vieni. Un bel applauso anche per lei. Allora Vittoria, tu sei già finalista regionale Veneto di Miss Principessa d'Europa. Non me l'aspettavo. Eppure è così che funzionano nei concorsi, molte non se l'aspettavano, però noi ti abbiamo scelta, poi ci sentiremo nei prossimi giorni, ti iscriverai al sito gratuitamente e sarai in finale, senza fare nessun altro. Potrai partecipare alle tappe ugualmente, però non servirà perché sei già in finale. Ti metti insieme alle fasciate per le foto, a quanto serve? Giulio, allora io direi di iniziare i ringraziamenti di questa serata. Ringraziamo ancora il Calispera Disco Bar che questa sera ci ha ospitati, naturalmente il titolare Max Furlan. Ringraziamo la nostra giuria, le vallette di questa sera, Roberta Pascali e Rally Sabao, gli sponsor, i Gioielli dell'Acquario di Inna Sumariuk di Rovigo, Marta Toffano, Gianmarco Gaiotto, Sara Ceccone e Sabrina Simeoni per il trucco, e per il parrucco invece Mauri Parrucchiere, Nicoletta Battista e Diego Tessari, la bravissima cantante Giulia Mazzari e il nostro DJ che questa sera non ha sbagliato una canzone, il Dennis, i fotografi della serata che naturalmente stanno già facendo le foto alle nostre fasciate. Grazie ancora a Giulio Romi che questa sera mi ha voluta qui a presentare questa serata. Non mi resta altro che ringraziare tutti voi del pubblico che avete assistito a questa serata. Da Eleonora Sorato è tutto, grazie e arrivederci, alla prossima. Un applauso a Eleonora Sorato, non dimenticate che lei canta sotto la doccia. Grazie per essere stata con noi questa sera, ottima presentatrice. Adesso le foto appunto con tutte le fasciate e anche tutte le altre ragazze, quindi fermatevi qui. Io ringrazio anche da nome mia Calespera, ringrazio il backstage, Gloria Baissato e Lorenzo Colavuori che seguono appunto il video del backstage. Ringrazio tutte le ragazze, nient'altro, buona serata.
No, no, si già tutto. Allora prova questa, adesso quella buona. Grazie. Oh, non stavo registrando, Adesso sto registrando. Oh mamma mia. Allora rifate il saluto, bacino, ok. Una volta Salutare.